Ciao a tutti amici da Napoli l'87. Siamo carichi ragazzi, Benevento Napoli, eh. Fra 7 minuti c'è la partita, voglio c'è il derby campano. Dobbiamo vincere, ci dobbiamo riscattare ragazzi. Ciao a tutti. Intanto vi saluto tutti quanti una alla volta. Ciao Giorgia, bella, sempre Forza Napoli. Se non siete iscritti vi invito a iscrivervi al canale, grazie. Ciao amici, grande amici. Ciao Simone, Raffaele. Fa su Dazon, fa su Dazon. Ciao Giada, sempre Forza Napoli, Giada. Mario Aquino, ciao fratello, ciao fratello. Pronostico 2 del Napoli ho giocato, secondo me vinciamo. Simone fa 3-1 Napoli, ma speriamo, dai. Una bella vittoria ci tira sul morale, ragazzi. Grande Giada che fa sempre. Ragazzi, iscrivetevi al canale e lasciate un like e condividete la live. Grazie, lo dice Giada, questo dice tutto. Allora, Carlo Zucchi, ciao, buonasera Carlo, buonasera, sempre Forza Napoli. Mario, grandissimo, non so, oh Napolil, grande Mario, grande Mario. Condividete la live, ragazzi. Qui sono Francesco e Francesco, grande Francesco. Vai, Forza Napoli, voglio c'è mangiare. E poi ci muovo la capo, voglio, mi fanno a scipazzo io oggi. Come dico io, mi fanno a scipazzo, no, ci sta pure Ciucciarella, rete. Cioè, molto fortuna, speriamo che Napoli vince, eh? Deve vincere Napoli. Mamma mia, mamma mia, Carmine, voglio c'è mangiare, scassare la capa. Grande Mario, ma chi è che mi cava? Ma voglio, ma che rompi, sono in live, che cacchio di rumba? Ma vai a scipazzo, ma mo no, sto prendendo Napoli, ciao, Juventus. State un po' così, Juventus mi rubi pure i messaggi da telefono, vai, vai, uè, top player, grande top player. Bet White è facile, sì. Voglio, lasciate like e condividete, sta inizio un Napoli, voglio un Napoli. Vai, Roberto Insigne contro Lorenzo Insigne, due fratelli contro, bella sta partita. Poi Filippo Inzaghi contro Gattuso, due ex Milan, si conoscono bene, hanno giocato nel Milan insieme, hanno vinto anche la Champions insieme. Max Shield 2, ciao Napolele, ciao Max Shield, buonasera. Grande, bel derby, che vinca il migliore, cioè il Napoli, però il Benevento voglio tutta la vita che si salva. Speriamo che il Benevento si salva, deve restare in Serie A. E secondo me ha tutte le carte in regola per salvarsi questo Benevento. Buon pomeriggio Francesco, ciao Rino, sempre Forza Napoli, ciao, grande Rino, grande fratello. Allora, la formazione del Napoli, Meret tra i pali, gioca Meret, non Ospina, difesa Koulibaly, Manolas, Di Lorenzo e Mario Rui, i terzini, in mediana Bakayoko, Fabian Ruiz, dietro Osimhen, Insigne, Mertens, Lozano, Osimhen prima punta, sicché il Napoli conferma il 4-2-3-1 di Gattuso. Vai Napoli, spacchiamo la capa. La fa vedere su Sky, no, è su Dazon, top player, su Dazon. Yammu c'è a bench, voglio, yamma a bench. Meno male che c'è Meret, infatti voglio che c'è Meret, voglio. Deve giocare Meret, non si può vedere sempre spinning board. Meret, tutta la vita Meret. Non se ne va. Su da zona e spaccim, era meglio su Sky, sì. Non facciamo più, no, dobbiamo vincerla sta partita. Spero Inzaghi fa il pullman come ha fatto la Z, magari rubiamo, con la Z, magari rubiamo una partita come quella con il Bologna. Ci sa che il Benevento l'abbia studiata così, visto la Z come ha giocato. Ci sa che il Benevento gioca tutta in difesa e poi parte di contropiede, perché comunque i giocatori veloci ce l'ha. C'ha la Padula, c'ha Farias se non mi sbaglio, comunque c'ha gli attaccanti veloci, capito? Continui, difficile, difficilmente, top player, difficile che gioca. Vai Napoli, vinci per noi, segna per noi, compia la rete, segna per noi.
È passato tanto tempo, non ci lasceremo mai. Siamo figli del Vesuvio. Forse un giorno esploderà una vita insieme a te. Di domenica alle 3 non riesco a stare solo senza te. Quando un giorno morirò, da lassù ti guarderò. Quanti cori a funerale chiederò. No, Fares gioca nello Spezia. Ah, allora Fares, sì, c'ha Fares. Andiamo, Napoli. No, Fares è da Lazio. Insomma, non mi ricordo chi c'ha. C'ha la Padula, comunque c'ha l'attacco veloce il Benevento, c'ha ottimi giocatori. Poi in difesa c'ha Glick con esperienza, nonostante però il Benevento sta prendendo un casino di gol. Fa gol, ma prende anche tanti gol. Sicché la difesa è penetrabile, il Napoli può sfondare. Speriamo bene. Vai Meret, forza Napoli, vamos Napoli, vamos. Andiamoci a Piazza Vittoria che è molto fondamentale, ragazzi, dobbiamo vincere. La Padula Caprari, Caprari, sì, Caprari è un bel giocatore. Caprari ex Sampa. Poi c'è Roberto Insigne e Iago Falca ex Toro, sì. Sau, anche, sì, ha un attacco buono il Benevento, un ottimo attacco per salvarsi, perché è un attacco da salvezza giusto, secondo me. C'è squadre che sono inferiori a questo Benevento, sicuro. Lo so che gioca la Juve, Brad White, lo so. Rino, ale, Napoli, ale, Napoli, ale, Napoli, ale, Napoli, ale. Alberto Vogt, forza Napoli. Vai, sempre forza Napoli, Alberto. Lasciate un like, mi raccomando, e condividete la live, amici. E chi non l'ha fatto, iscrivetevi al canale, grazie. Grazie, poverimo con Napoli vince. Vai, Mertens. Chucky, Koulibaly, Bakayoko, Osimhen, Mario Rui, Manolas, Di Lorenzo, Meret e Insigne. Sarò con te. E tu, sarò con te e tu non devi mollare. Abbiamo un sogno nel cuore. Napoli torna campione. Osimhen e non sono anche il mio. Osmani. Grande Erni. Vai Erni, fammi un po' di pubblicità, fammi a condividere sta live, come sai fa tu. Ora la condivido pure io, dato che ci sono. Un giorno all'improvviso mi innamora di te, il cuore mi batteva, non chiedermi perché, di tempo ne è passato, ma sono ancora qua, ed oggi come allora, difendo la città, ale, sei tutto tu per me. Ho pubblicato un po' in live, dai. Ciao Pasquale! Ci mangiamo! Andiamo! Inzaghi si pronta. Scassa minchia pure tu, Lisciotto. Alberto sempre forza Napoli fino alla morte, sì, pure in da bar, pure quando si è morto, sempre forza Napoli, pure quando sono morto voglio tutte e sciarpe per un Napoli in coppa a bar, voglio la bar azzurra, che cacchio me ne fotta a me, voglio la bar azzurra ragazzi, me la mettete quando non ci sono più, fischia Bandi, chi è? Bandi, vai Napoli, Di Lorenzo, Mario Rui, aspetta fammi mettere cosa. Dov'era? Qua? Dov'era? Scusate ragazzi. Grande ragazzi, tutti quanti sopra me, un attimo che arriva, voglio. Forza Napoli sempre, iscrivetevi al canale, lasciate like, condividete. Bene.
Benevento, Napoli. Aspetta un attimo che ce la facciamo. Ecco qua. Voglio, ci siamo? Lozano 4 gol in campionato, mamma mia. Andiamo Napoli. Vai Lozano, crossa. Calcio d'angolo per il Napoli, subito, vai. Forza, vai. Mangiamoci, che ci mangiamo oggi. Ai nostri cugini, ce li facciamo un solo boccone. Non facciamo come alla Z, Vincenzo Di Corcia, buonasera, forza Napoli. Iscriviti al canale se sei nuovo, Lascia un bel like, condividete sempre la live, ragazzi. Calcio d'angolo per il Napoli. Lozano sul pallone. Siamo al 1 minuto e 50 secondi sul cronometro. Il Napoli, il primo calcio d'angolo. Lozano sul pallone. In area c'è Manolas, Bakayoko. Vogliamo il primo gol di Bakayoko. Vai, Baka. Mamma mia. Lo libera il Benevento, ma insiste il Napoli. Fabio Ruiz ancora per Mario Rui. Si appoggia indietro per Di Lorenzo. Di Lorenzo allarga per Insigne. Lorenzo Insigne. Calcio d'angolo però. No, anzi rimessa laterale per il Napoli. Siamo in fase offensiva. Il Napoli batte una rimessa laterale, ragazzi. Derby campano, no derby di Napoli, derby campano, perché Benevento non è a Napoli. Sarò con te. Vai. Mario Rui batte la rimessa laterale in fase offensiva per il Napoli. Dai, smarcati, smarcati. Passala, bella, Insigne. Mario Rui, Koulibaly, da Manolas. Di Lorenzo, Koulibaly, Di Lorenzo, Bakayoko, Koulibaly, ancora lancio lungo ma regala il pallone alla difesa del Benevento. Ancora il Benevento, pallone tra i piedi, spazza via, rimessa laterale, sì, per il Napoli. Siamo a metà campo, il Napoli ci prova subito a pressare e a portare tutti in avanti per fare gol. Voglio. Carlo, sento un profumo che conosco, Luca Partenopea, grande Luca. Carlo Zucchino, ragazzi lasciate like e condividete, a vince. Noi siamo ancora qua, non ci fermeremo mai, ormai è tempo che io vivo senza di te. Il Napoli seguirò ovunque lo sosterrò, non c'è una legge che potrebbe fermare me. Ale, forza Napoli, ale, Napoli, ale. Vai. Conte di Napoli, secondo te domani come finirà Milan-Roma? Io penso vince il Milan. Bray White, Luca Partenopea, mamma, bandi di Livorno, Luculus, che ce ne fotte, bandi. Se mangia un caciuc, solo il caciuc può mangiare banti. Candy, ciao Francesco, buona domenica. Uè, Candy, ciao Candy, come stai? Buona domenica a te e famiglia. Noi abbiamo vinto, speriamo che anche il Napoli. Sì, lo so che avete vinto, ho fatto pure il video, però non ce l'ho fatto a postarlo proprio perché c'è il Napoli. Poi lo posterò. Bakayoko, Manolas, siamo in fase difensiva. Koulibaly. Il Napoli parte da dietro. Fabio Ruiz. Koulibaly dalle parti di Di Lorenzo, rimessa per il Napoli a metà campo. Per te chi vince? Il Napoli per il Napoli, già l'ho detto, secondo me si vince noi. Vinciamo noi ragazzi, vinciamo Nuia. Ale, Napoli, ale, Napoli, ale. Di Lorenzo, passaggio Mertens si filtrava, rimessa laterale per noi. Se l'è portato fuori, è nostro o no? Caprari proteggeva il pallone. Ciao Ter, buona, grande Ter, grande vittoria per il Cagliari, fra. Ho fatto il video però non ce l'ho fatto a pubblicarlo, lo pubblico più tardi. Vai Fabian, Bakayoko. Passaggio per Insigne, va Insigne, bella giocata, appoggio da Di Lorenzo, Fabian,
Bakayoko. Di Lorenzo Insigne che prova a fare pallonetto, buonanotte. Benevento, pallone tra i piedi, va dal portiere. Montipò, lancio lungo, pesca giocatori del Napoli, allora si va da Koulibaly. Sempre forza Napoli, Rino, sempre Candy, sempre forza Napoli, grande. Erni, Milano è solo nerazzurra. Bakayoko, Fabio Ruiz, scambio con Bakayoko, punizione, arbitro, è punizione per il Napoli. Il Napoli si affretta a pressarla con Fabio Ruiz, a batterla. Bello il pallone per Mario Rui, cross di Mario Rui, Lozano sbaglia in direzione della porta, la sbaglia proprio totalmente il tiro in porta, di testa. Te la capa storto Lozano, lo sappiamo, è bassino, è difficile. Napoliella, mi sono reso conto che Pippo Inzaghi e Gattuso erano pure compagni infatti, anche in nazionale, oltre che nella Milan. Mannaggia Lozano. Ci doveva essere Osimhen lì. Però era troppo sull'esterno il cross, sicché era normale che c'era all'esterno e non c'era la punta, capito? Se era nel mezzo dell'area c'era Osimhen. Calciomania, ciao, sono nuovo, grande Calciomania, grandissimo. Sei iscritto al canale, grazie se sei iscritto, se vuoi condividi anche la live mi farebbe così piacere, mi faresti un grande piacere. Koulibaly, e se volete fare una piccola donazione, volete offrire un caffeino a Napoli, c'è il link in descrizione per PayPal per offrire un caffeino. Vai Manolas. Koulibaly, Fabian, Mario Rui, va indietro, è sicuro, lo sapevo. Koulibaly avanza a metà campo. Manolas ancora, avanza col pallone per Lozano, la apre per Di Lorenzo, pallone insomma un pochino corto dove Di Lorenzo cerca di tenerla ma rimessa laterale. Nella saetta, corre, aiuto, diamo fiducia. Bakayoko, sbaglia passaggio, il Benevento se ne approfitta. Pallone tra i piedi di Dabò. Lancio del difensore che prende rimessa dal fondo così il Benevento. Vincenzo Di Corso, ciao Vincenzo, buonasera. La ragazza mi ha lasciato, è colpa vostra, le dicevo che era l'ultima e poi basta, ma alla fine la risposta era sempre la stessa, il Napoli è con me, il Napoli è nella mia testa. Boh, addirittura. Siamo un piccolo canale di due ragazzi, stiamo avendo difficoltà a crescere, tu sapresti darci consigli oppure dirci qualche persona che fa iscritto ricambio? Non so dirtelo chi fa iscritto ricambio perché io non lo faccio da una vita, cioè, non saprei, però devi continuare a fare sempre video, live, magari cresci su, però li devi fare in continuazione, capito? Calciomania. Anche io sono partito come te e grazie a tutti quanti che mi sostengano sono cresciuto. Paolo, uè fra, mannaggia a te, dalle 8:45 che aspetta, forza Napoli. Voglio, c'è Paolo La Sorsa e Juventina non capisce niente. Donare non possiamo, stare attivi nel tuo canale certo. Tranquillo, se non si può non è un obbligo, qua nessuno è obbligato. Se uno lo vuole fare lo fa, se uno può lo fa, capito? Non c'è problema. Interista pazzo, mamma è uscito pazzona, speriamo che ci fa uscire pazzo, Poli, però per ora siamo sullo 0-0. Giada, quando si... Mamma mia, Giada. Domani forza grande... Napoli. Fabian Ruiz, ma raccomando, oggi fa una bella partita, perché contro la Z si è stato peggio, e fatto proprio schifo, fatto. Manolas. Posso chiedere a qualcuno nella chat se è disposto a fare iscritto ricambio? Vabbè, fallo, vai. O la Padula a Fantacalcio.
Ah, io invece a Fantacalcio c'ho Meret, Mertens, Zelischi purtroppo non c'è Di Lorenzo. C'ho Di Lorenzo, Insigne e Meret. E Manolas pure, Manolas. C'ho 5 giocatori del Napoli e purtroppo amo il Napoli, è la mia squadra, è ovvio che pigliamo qualcuno del Napoli. 5 ce n'ho. Speriamo faccia bene. Mertens ha da segnare, Ciruzzi. Ennio Osmani rosica in silenzio. Che tengo una spallina un fratto. Mamma Carmine. Ok, grazie per questo piccolo aiuto. Fra. Di niente. Conte lo rosicherò per quando sarà 12. Ragazzi, se non l'avete ancora fatto, lo so, vi scoccio a dirvelo, però lasciate il like, ragazzi, perché dobbiamo aumentare le cioè aumentare la gente, ci devono guardare, capite, ragazzi? Ci devono vedere la gente, se no capo una notte. Vuoi vita mia. Napoliella, ma Benevento Napoli è su Dazon, sì. Oh, oh, ma arbitro, una cichila e mollici. Punizione da fuori area per il Benevento, brutta punizione, ragazzi. È brutta, è brutta. Grazie Rino, come sempre, grazie Rino. Grazie, grazie di voi. Siamo al 12esimo, sempre 0-0, ragazzi. Punizione, c'è Caprari sul pallone, attenzione, è brutta punizione. Caprari da fuori area. Si allontana Letizia e Caprari sul pallone. Sopra la traversa ma di tanto, punizione fuori. Meno male, però dobbiamo stare più attenti in fase difensiva, anche in mediana. Bakayoko e Fabian Ruiz devono fare meglio. Devono proteggere di più l'area di rigore senza far falli. Mi aspetto un'ottima prestazione oggi da entrambi perché specialmente Fabian Ruiz ha deluso nella partita con la Z, ma tutto il Napoli nel complesso ha deluso, tutti. Anche Osimhen mi aspetto di più anche da lui oggi, da tutti, da Mertens. Ma tu fai video solo quando gioca al Napoli? No, no, di tutte le squadre lo faccio, ragazzi, di tutte. Quando non posso è perché sono al lavoro e non c'ho il tempo. Infatti ho anche da commentare una quarantina di commenti sul canale, lo farò pure quello quando ci avrò tempo. Ora stasera mi dedicherò di più. Dato che c'ho l'unico giorno libero che sono libero è la domenica. Vai Napoli, milanista, nato da Maria, nato da Gesù e rinato Moggi, non si vince più, non aver paura, sai, se sarò con te. No, Luciano, prego per te. Grande Carlo. Koulibaly, Manolas, andiamo Napoli, andiamoci a più a sto gol subito. Fabio Ruiz, Bakayoko, brutto, no. Punizione di Osimhen. Punizione per il Benevento. Su Schiattarella. Schiattarella. La Schiattarella te la schiattata a capo. Marun, mamma, siamo usciti già pazzi. Punapala. Usciti pazzi. Siamo usciti pazzi, Punapala. Ernani, voglio pure attrice un uomo. Scappatella, a stracciatella. Attenzione, Benevento lancio lungo.
rimessa laterale per il Benevento a metà campo. Gattuso si incazza e fa buono perché stiamo cominciando a dormire un po'. Hai già capito Paolo? Ciao, buonanotte. Ma sei proprio juventino Paolo, ci hai scassato Zepedena. Devi sta pazzo, vuoi fare... ancora. Vai Mertens, bello per Koulibaly. Dai, avanza, avanza, bello per Mario Rui. Vai, andate vicino, madonna. Vai Koulibaly, bisogna vincere questa partita. Per forza, voglio, per forza proprio. Me ne foto. Manolas, Koulibaly. Indietro per Manolas. Di Lorenzo, vai Di Lorenzo, vai. Qui Peppe Gamer, buonasera, è sempre Forza Napoli, grande Peppe Gamer. Continuate a lasciare like e condividete, grazie ragazzi. Vai Mario Rui, Koulibaly, vai Mertens, voglio un gol tuo spettacolare come li sei fatto tu. Insigne. Bel tacco per Mario Rui, cross in mezzo, Osimhen! Napoli in vantaggio, 1-0, Victor! No, fuori gioco, fa mocco! Va bene? Aspetta, c'è il VAR, aspetta. Va bene? Ah, fuori gioco, sì. Cacchio. Ciao miseria, fuori gioco ragazzi, fuori gioco. Illusione, eh? Vabbè, tanto si rifacciamo. Una volta che ero riuscito a fare quello subito, Osimhen fuori gioco, vabbè, va bene così. L'importante è che si fa vedere presente in area, c'era, capito? Era lì sul cross e l'aveva buttata dentro, peccato il fuori gioco, è stata brava la difesa del Benevento. Ma che... Schiattarella, Caldirola, ancora Benevento col pallone, supera la metà campo, Benevento ancora, sulla fascia, attenzione ragazzi, brutto, cross in mezzo del Benevento, madonna, ci è andata bene, mamma mia, ma non si può far saltare così Di Lorenzo, chi è che sta? Benevento vicino al gol ragazzi, ma che banale. Mamma mia, ci è andata bene, Irregolare. Sì, è fuori gioco, Francesco, purtroppo. Era Manolas, addirittura. Sì. Era Manolas sulla fascia, l'ho visto. Però, ma perché Mario Rui era troppo in avanti. Vai Di Lorenzo, crossa là. Vai Mertens, bella. No, ha sbagliato il passaggio invece. Lancio lungo del Benevento per spazzarla via. Rimessa laterale per il Napoli a metà campo. La batte Manolas. Retrocessione in Serie B. Dirigenti radiati per illecito sportivo. Doping, triplete in tribunale. Juventus. Non succederà mai, ragazzi. Tutte illusioni. La Juve in Serie B. Sì, buonanotte. Buonanotte. Tanto loro comandano il calcio, lo sapete, no? Vai, bella per Insigne, vai Insigne, salta l'uomo, vai Insigne. Beh, Mario Rui, Fabian, no, l'ha sbucciato, Fabian. Riparte il Benevento, Roberto Insigne. Caprari, voglio dire, Caprari, punizione per il Benevento. Punizione per il Benevento, Caprari se l'è conquistata, il Benevento la batte però con calma, se la prende con calma perché ovviamente al Benevento anche un punto con il Napoli non è mica da buttare via per il Benevento. Mi saluto, ciao Francesco Merchiate, buonasera, iscriviti al canale e lascia il like se non l'hai fatto, e forza Napoli.
Grande Francesco, Melchiade. Sventolare per te una bandiera che colori più belli non ha, sono i colori della mia città. È vero, che teniamo il colore più bello del mondo, ma il colore più bello del mondo, cielo azzurro e un mare, che rispecchiano Napoli, mare chiaro, Margellino e tutto quello. Napoli è stupendo, Napoli è stupenda, tutte e due, squadra e città. Mi risaluti Francesco Melchiade, buonasera, grande Francesco. Ti saluto sempre. Ora non se ne va. Che l'amore di settembre porta la luna magna. Giro, compagno mio. Vai! Oh, rigore! Mannaggia mi se, oh, è rigore, oh! Ma vai a provare, che cacchio ci sta a fare? Vai, oh, punizione! Ma che è? Oh, ma sabita e merda, oh, ma non capisci un cazzo, non capisci. Ma che è? Oh, ma va a fa mucca, va, lota. Ma che cacchio, né rigore né punizione, oh. Prima su Lozano e poi su Insigne, 2 volte. Pare? Chi lo sulla patulla io ora, chi lo sulla patulla, ma non ci guarda niente. A sfaccim. Ciao, miseria, mannaggia. Ci stava, Rino ci stava, non ce l'ha dato sto ban. Quando gioca il Napoli tengono tutti i paracucci, tengono. Ciao, miseria. Grazie Calciomania, niente, alla prossima. Indietro il pallone per Meret, vai Meret. Maron, vai giù. Qui, che fai tu, Che fai? Sto parlando con il coniglio perché c'è un coniglio in casa. Anzi, ce n'ho 2. Scattarella ancora, scattarella, faccia una stracciatella. Ancora, Caprari. Roberto Insigne e Caprari ancora. Oh, Koulibaly, mi raccomando. Ma guarda là, si è fatto foto. Oh. Vai Meret, grande Meret. Ma Koulibaly, c'è tutto. Vedi sta accorto, coppi pallone. Ti fatti saltare così, ti fatti saltare. Mamma mia. Vai Lozano, vai Ciucchi. Bella per Osimhen, vai Osimhen, vai. Vai, Cur. Bello, a dove passato, mannaggia la miseria. Ancora Benevento in contropiede, attenzione. Caprare ancora, palla per il Benevento a metà campo, Scattarella. Ancora il Benevento che parte da dietro, ragazzi. Siamo a metà campo tra Benevento e Napoli, il Benevento arriva indietro dal portiere, Montipò. Scattarella. Mamma mia. Stiamo pagando ancora il 3-0 a tavolino, era prevedibile che non ci davano rigore. Koulibaly, Bakayoko. Napoli si riprende palla. Manolas. Però siamo lenti, non si sa, guarda là, nessuno si fa vedere smarcato. Il Benevento è tutto piazzato dietro. Vai Lozano. Calcio d'angolo. No, l'ha ripresa Lozano, rimessa dal fondo. Mannaggia miseria, mannaggia. Ogni minuto. Luca Partenopeo non ne lascio nemmeno un centimetro. Carlo Zuc è solo a tavolino.
Ciao a tutti e forza Napoli. Ciao Federico, sempre forza Napoli, fratello. Lascia un like, fra, e condividi, fratello. Calcio d'angolo per il Napoli, vai Napoli. Mario Rui sulla bandierina. Dalla bandierina Mario Rui, vai. Vai, vogliamo il gol. Vai Fabian, ritagliela. Bella. Ancora Fabian, punizione, oh. Punizione su Mario. Oh. Punizione da fuori area da parte del Napoli. Proprio laterale, fuori area, posizione laterale, parte destra. Chi la batterà sta punizione? Io penso ci sarà un cross nel mezzo, in mezzo area. Eh sì, ci sta la punizione, l'ha preso il piede, gli era proprio spiaccicato. Dicono che Mario Rui potrebbe battere la punizione, vediamo. Non se ne va, non se ne va. Chi l'amore che tenga per questa squadra del calcio ci porta a pazzia. Forza azzurri fino alla fine del mondo. Volimmo vincere, che cosa importante questa maglia azzurra, poi ci arriverà. Non se ne va. Vai Napoli. Punizione, chi la batte? Mertens. Vai Ciruz, crossala in mezzo e facciamo gol, vai Ciruz. Questo è gol di Osimhen, vai Ciro. Ciro, cross per Osimhen e gol. Speriamo, voglio, speriamo. Un bello gol voglio, un bello gol, voglio. O Manolasso Osimhen, dentro. Oppure il primo gol di Bakayoko, dato che anche lui è alto, può fare gol. Andiamo Napoli, vai, vai, c'è magna e facciamo scivazzi da capo. Vai Mertens. Fammi uscire pazzo, Ciro. Punizione, Mertens, cross in mezzo. No, vai Fabiano. Aveva tirato. Cacchio. Dabo. La butti in avanti. Niente da fare. Punizione svanita. Contropiede del Benevento. Attenzione. Napoli. Bene, in copertura il Napoli con Mario Rui. Punizione, oh. Bene Mario Rui, bravo Marietto. Matteo Lombardi, come stanno giocando? Insomma, mi aspetto più cazzimma, più cattiveria. Per ora siamo troppo leggibili anche dal Benevento, che si copre molto bene. Si mette alla coperta, anche il Benevento gioca molto difensivamente, come la Z, sta facendo uguale la stessa partita. Ma me l'aspettavo io, dopo il pareggio, dopo la sconfitta in casa con la Z, me l'aspettavo. Per me vince il Napoli 3-1, anche secondo me vince il Napoli, aspettiamo prima. Giro insieme ai compagni miei. Andiamo su, Bakayoko. Ecco il Napoli di Lorenzo, scambio con... sbagliano lo scambio, ti pare. Caprari, lancio lungo, brutta palla. Attenzione, attenzione a Benevento. Oh! Mannaggia la miseria. Oh! Mamma mia, gol del Benevento. La Padula. Sharon, mannaggia che la puttana, mannaggia. Ma come cazzo si fa? Come cazzo si fa? Roberto Insigne ha segnato su assist di Lapadula. Come cazzo si fa? La Padula in mezzo per Roberto Insigne. Poi giù, ma che siamo poveri i bull, ma guarda la difesa, come cacchio si fa? Come cacchio si fa? Roberto Insigne.
Non ci siamo. Ci siamo ragazzi, non ci siamo proprio ad affanculo, come si fa? Vantaggio meritate. Errore stupido, ma infatti, fa se ti pensi Koulibaly sta facendo rire e Mosca, ma come si fa? Pure la difesa, la Di Lorenzo, no, ma non l'assa uguale, mannaggia, ma come cazzo si fa piano quello così? Di Lorenzo, uscite da sto suono. Ma che cazzo fai? Ma vaffanculo, ma che cazzo fai? Infatti, non ci sta proprio capo, non ci sta. Mamma mia. Pure tu Luca, ma oggi ne sì, mamma, veramente. Sono pazzo di te e mai ti lascerò, ale ale oh, sono pazzo di te, innamorato di te e mai ti lascerò. Segna per lui, gonfia la rete, segna per lui. Dai Napoli, dai che la ribaltiamo, dai. Crediamoci ragazzi, si ribalta sta partita. Dai che vinciamo, bravo Carlo, vincim, stiamo tranquilla, vincim sta partita. Dai che la ribaltiamo. Lorenzo sgrida a tuo fratello come osa segnare da insultare la sua squadra. Vai Fabian, allargala. Vai Lozano. Cross in mezzo. Ah, capito. Ma come cacchio si fa, Vai Fabian, allargala, bella per Di Lorenzo. Vai Di Lorenzo, spingi. Ora per Fabian. Rimessa per il Napoli. Vai, su. Scetiamoci a su. Signor Simene, speriamo, Vai Lozano, crossa, là. Calcio tanto, su. Scetiamoci, pure tu Osimhen, più vivo nelle azioni del Napoli, perché sei un bello l'annanzi, la zizza a bocca. E io l'1-2, Vai, Madonna, ancora calcio tanto. Il Napoli, Marco, il Napoli non può adattarsi al gioco del Benevento, infatti, deve fare il suo gioco. Che maronna, Koulibaly è proprio... Mamma mia. Oh, è dovere l'arbitro. Dovere, hanno fatto dovere tu non lo fai, doveri, che cacchio ti chiama? Doveri, non fai nemmeno dovere tu. Calcio d'angolo, Ciruzzo, vai Mertens. Fanno un bello cross. Fabian Ruiz, ti prego, non va cazzare. Vai Mertens del Sen, bella per Osimhen. Osimhen, mannaggia chi ne mu. Vai Di Lorenzo, vai. Bella Mertens. Vai. Cacchio, Igor Zarattia, state per...
Ah, boh, ci sta, ci sta. Ah, perdente una seppia. Accia, che la granda. Chi lato che cazzo fa? Metà campo Fabio Ruiz, Lozano va, Lozano, mannaggia miseria, Lozano. Benevento gestisce bene un pallone e noi, mamma mia, sbagliamo ogni passaggio, sbagliamo. Lancio lungo del portiere. Mamma mia, ma voglio, ma un pallone lo riusciamo a tenere o no? Ma che facciamo? Gattuso, mannaggia la miseria, cambia qualcosa, perché qua non si può vedere niente, non si può vedere. Sembra il Napoli quando ha giocato con la Z a Napoli, uguale. Da che Osimhen al Fanta. Andrea, speriamo faccia gol. Di Lorenzo, più per il Napoli. Mertens, Insigne, vai, vai, vai. Ma vai Fabian! Ma che cazzo? Ma ratio, chi t'ha morto? Fabian, ma che cazzo fai? Eri da solo, tutto spacchi la porta chi te sfaccim. Ma come cazzo sbagli tu? Era da solo, era solo tu, solo tu a porti. Ma mocca, come cazzo fai? Contropiede, meno male, Bakayoko, meno male. Vai Di Lorenzo, Koulibaly, vai. Veloce, veloce, essere un man. Ci pensi? Vai, vai. Vai Mario Rui. Mannaggia, meno male. Calcio d'angolo, dai, su. Scitammi ciasso su. Ah, sì. Vai. Insigne sul calcio d'angolo, vai. Buona. Mannaggia, chi le mollo, cioè. Ah. Grande Ernie, grande amico mio. Vai Mertens, vai, fa qualcosa, Brutu, mamma mia, ti si spendo proprio. Dai, faccio vedere a giocare. Vai Maretto, vai, crossa la cacchio, non be... Mannaggia la miseria. Vai, vai, go. Ma prima no, mannaggia la miseria, vogliono giocare troppo questo pallone. Lo so, Paoli, lo so. Ma guarda là, guarda là. Mannaggia la miseria. Vai, vatti a più sto pallone, mannaggia ma trotterelli in campo, lo za, ma vuoi correre o no? Vuoi cacchio corre, vuoi correre? Si veloce che cazzo fai, ti contieni? De Sajan, complimento a voi che per ora state meritando pure perché noi... boh. Vai! Mamma mia, che parata! Bene Insigne con sto tiro da fuori, grande Insigne. In brodo ha fatto una grande parata. Bene Insigne. Bello, bel tiro di Insigne, ma guarda che parata ha fatto in brodo, bella. Bello, bello sia il tiro che la parata, tutte e due. Vai Mertens, vai! Bel cross, metti un bello cross. Calcio d'angolo per il Napoli al 41esimo, 1-0 per il Benevento con il gol di Roberto Insigne. Mertens sul calcio d'angolo. Vai!
Koulibaly fuori. Niente, sciupato l'occasione. Aiuto, non ci siamo, non ci siamo. Poco, cioè, poco. Il Benevento parte bene quando va di contropiede e noi non sfruttiamo bene le nostre occasioni che ci capitano. Grande Brigante. Sì, sempre, sempre. Sempre Forza Napoli e speriamo che il Benevento faccia un grande campionato e si salva, perché comunque sono gemellati con noi. Ma oggi devono perdere però. Vai Mario Rui. Mamma mia. Koulibaly. Andiamo su, andiamoci a piazzare sta cacchio di vittoria. Vai Mertens, vai. Mannaggia mia, ma mentre te ne ha giocato come sei tu, un tiro da fuori area, come faceva una volta. Mannaggia la miseria, Mertens. Bakayoko. Bello il lancio di Bakayoko. Lozano, vai però. Lozano, vai, cross. Mamma mia. Devazione, palla sul palo esterno. Che, mamma mia, vabbè. Ah. Giussi Gallo, ciao, buonasera e Forza Napoli. Ciao, Giussi. Se non fai parte ancora del canale, mi farebbe piacere che ti iscrivi al canale e lasci un like. Grazie per essere venuta. Sempre Forza Napoli. The Sniper, ciao amico. Calcio d'angolo per il Napoli, ancora un ennesimo calcio d'angolo per il nostro Napoli, sempre Mertens sul pallone. Vai, vai Ciro. No, ma è traverso, no, vabbè, mannaggia mi serve, no, vabbè, no, vabbè, ma che merda teniamo, vabbè, ma chi è? No, vabbè, Manolas. Vabbè, vabbè, ci gira pure il storto, ci gira. Dai, Insigne. Mannaggia la miseria, vai. Allarga subito, allargala subito. Vai. Oh, nostra. No, oh. Ma che mano, dove la mano, è calcio da. Fa vedere? No. Forse sì, boh, non lo so. Abbiamo capito che oggi il Napoli è sfortunato. Mamma mia. Palla esterna e una traversa in pieno. Traversa riga, voglio mamma. Manolas di testa. Vabbè. Dai, che c'è pure tutto il secondo tempo. Si può ribaltare, voglio. Si può ribaltare, ragazzi. Che ha dato il giallo a chi? A dopo. Calcio d'angolo per il Napoli, dall'altra parte Insigne. Ma in mano al portiere, è in brodo. Ciao José Rack. Grande José, lascia like e iscrizione, grazie José. Voglio, ma lo Spezia vince a Parma 2-1. Boh. Mamma mia, grazie Rino. Un bello caffè, ora me lo piglio pure io. Ora me lo prendo pure io, Rinuz, a fine primo tempo. Vai Lozano. Bella, vai Matt. Bella, vai Lozano, salta lui. Mannaggia la miseria, mannaggia. Vai Mario Ru, bella, insisti, vai Insigne. Bella per Marietto, crossa. Vai. C'è nessuno, non ci sta. Ma perché non ci sta nessuno? Giussi, dobbiamo essere più cinici, infatti, Giussi, dobbiamo essere più cattivi, perché ci manca quella, cazzina. Vai Fabio, vai, tira! No, ma che culo te! Ma che spaccimma!
Ma che facci pure... No, pure quello, ma come si fa? Ma come... Mannaggia, mi sembra che mazzi. Pure la fortuna, cioè pure sfortuna teni... No, vabbè, vabbè, Stefano, ciao Stefano Marano, buonasera. Insomma, si è fatto vedere poco, per ora un paio di occasioni ho avuto, ma non mi sta piacendo. Michele Cicciotto, Michele, com'è finita la partita? Mamma mia, l'Ajax ha vinto 13-0. The Sniper, aspetta, Filippo delle Donne. Ciao Filippo, buonasera. Se non siete iscritti al canale e volete iscrivervi, sono felicissimo e grazie mille. Ciao Francesco Calanna, un saluto ai cugini napoletani da Catania. Salutami Catania e la splendida città e la squadra. Spero di rivedervi in Serie A. Daniele Cabbo, buonasera. Ma voglio, ma vincia. Intanto intervallo, ragazzi, per ora, raga, niente da fare. Per ora si perde 1-0, tante occasioni, la traversa di Manolas, il palo esterno di Lozano. Le occasioni le abbiamo avute per far male a sto Benevento, anche sfortunati, dobbiamo dirlo. Il Napoli è anche sfortunato. Cioè, voglio, non ce ne va buona uno, non ce ne va. Che dobbiamo fare? Potesca, Matteo Spina ha segnato Insigne, sbagliato, sì, ha segnato Roberto Insigne. Vabbè, per battute tristi che se sono. José Rax è simpatico, grazie mille José, vi ringrazio a tutti quanti. Se volete fare una piccola donazione, offrirmi un caffè, c'ho il link nel canale, PayPal. Altrimenti va bene anche così, un bel like e condividete la live, mi fate felice. Guarda, cresciamo tutti insieme, siamo una famiglia, ragazzi, tutti quanti, anche chi è di altre squadre, i colori non importano, siamo tutti insieme qua dentro. Te lo offro al lavoro, grande Michele. Andiamo su. Napoli, dai, che ce la facemmo a ribaltare sta partita. Male. Benevento l'unica ha fatto cioè no, ha avuto un paio di occasioni il Benevento rispetto alla Z, però vedi la Z, cioè il Benevento ha avuto un'occasione avanti la porta tu per tu quel portiere l'ha buttata dentro, a differenza del Napoli dove se l'è trovata Lozano sulla testa e ha sbagliato proprio mira, cioè noi i gol un po' ce li mangiamo, un po' la sfortuna che ci gira sui pali perché il Napoli con il palo sta litigato dall'anno scorso che ne ha preso un casino, ragazzi, non li vado nemmeno a codare perché abbiamo preso tanti pali in fronte che ci hanno spaccato la testa da soli, cioè vi ho detto tutto. Ciao Samuele, Colombo, contro che giocate in Champions? Ironia, giochiamo giovedì l'Europa League, la Champions League, mi fai ricevere la Champions League, guarda. Ciao Demme, grande Demme, anche te ci sei, grandissimi ragazzi. Gobbo Pate, che schifo. Ragazzi, Osimhen sta venendo un po' a mancare in questa partita. Non l'ho visto tanto nel vivo delle azioni. Mentre Mertens si è fatto vedere, però mi aspetto qualche tiro, qualche giocata di Mertens, perché l'ha avuto anche lo specchio della porta, però è stato un po' altruista, ha passato il pallone sulla corsa di Mario Rui, mi aspetto anche qualche tiro da fuori, perché Mertens c'ha la giocata, vi ricordate col Torino, con la Lazio, lui c'ha la giocata anche da fuori, potrebbe fare qualche tiro suo, potrebbe farlo, perché Mertens ha la qualità, ha tutto per fare un gol spettacolare, no? per poterci fare quei gol lì. Giovanni Annelli, buonasera Giovanni, mamma mia il Napoli è discontinuo, sì, non lo so come mai, forse sta sconfitto con la Z, boh, perché poi in campionato stavamo facendo bene, 3 su 3, non lo so, voglio. Gaetano Gagliardo, ci manca il gioco, sì, quello di Sarri non c'è, purtroppo con questo modulo di Gattuso non c'è. Dobbiamo sperare nelle giocate dei singoli, sblocca la partita, che o Osimhen o Mertens o lo stesso Lozano saltano l'uomo e ti fanno il gol, anche Insigne, Mertens, insomma. Riccardo Vacevo,
Complimenti a voi che siete in vantaggio, Riccardo. Comunque, chi non l'ha fatto, vi invito sempre a iscrivervi al canale e vi ringrazio per questo. E condividete la live e mettete un like alla live. Grazie a tutti quanti. Gaetano, dai, che ci rifacciamo comunque. Gaetano, secondo me il Napoli nel secondo tempo si rifà. Per ora, complimenti al Benevento. Comunque, Potesca non puoi vincere con la e perdi con. Vabbè, ogni partita è a sé. Potesca. Ogni partita è a sé. Pleba, ciao, buonasera. Va bene, secondo tempo la rimontate. Grande Pleba, anche io penso in una rimonta, Però, il Benevento comunque la sua partita la sta facendo. Vabbè, è così. È così. Ah, vabbè, c'è andata così, voglio per ora. Per ora ci sta andando tutto storto, vediamo un po'. Carlo, dobbiamo stare attenti, loro sono bravi infatti in contropiede. L'unica cosa dobbiamo stare attenti a non prendere il secondo gol, se no è un casino, voglio. Perché dopo, se prendiamo anche il secondo gol, dopo è tosta tosta a recuperare la partita. Non è facile. Pronostico Juve Verona, Massimiliano vince la Juve, secondo me. Secondo me la Juve vince 2-0 o 3-1. Top player quella azzurro, sono tornato comunque il Napoli l'ho visto meno incisivo. Sì. Angelo Nolano, ciao, ma mai sottovalutare le piccole, bisogna vedere su K, infatti, non va ma anche la più piccola non va sottovalutata. Nessuno, ragazzi, sul campo te la giochi e anche loro se la giocano, ovviamente, no? Alessandro Mazza, se prendete il secondo gol è finita, anche secondo me il Napoli difficilmente la ribalta dopo. Casani, il Napoli sta giocando male, sì, non mi sta piacendo, troppo fraseggio, ma lento, molto lento. Dobbiamo sfondare nelle fasce, perché ho visto nelle fasce la mettiamo in difficoltà il Benevento, ho visto con lo Zano e con lo stesso Insigne qualche volta riusciamo a venire al tiro a mettere i cross in mezzo. Sugli esterni li possiamo fare male, perché ho visto che hanno difficoltà, come ci hanno fatto a noi, poi ci hanno sfondato sull'esterno. Michelazzo, mi sono accorto che state a perdere, infatti. Federico Celano, da Catanese, Forza Napoli, Benevento, due squadre più belle della Campania. Bello, bello. Casen, Aitazon, sì. Angelo Nolano, Crotone, Juve 1-1, ti vogliamo parlare. Poi il gol preso è da Paul, infatti, sì. Un gol stupido, perché poi il Napoli era tutto sbilanciato in avanti, contropiede del Benevento, era Manolas costretto a coprire proprio sulla posizione di Manolas non c'era nessuno, perché se tu hai l'esterno alto come Di Lorenzo, in quel caso sì c'era Di Lorenzo, perché dove c'è Di Lorenzo era alto, poi c'è Manolas che va a coprire la posizione di Di Lorenzo e nella posizione di Manolas chi c'è? C'era solamente Roberto Insigne e ha fatto gol, capito? Enzo Ancad, ciao. Marco Spagna, ciao Michael. Va buoni. Fabiano Ruiz come sta giocando? Insomma, anche oggi cioè, tu per tu con la porta si è mangiato un gol. Una chiavica, Fabio Ruiz è una chiavica. Carmela Scala, ciao Carmela, cosa ne pensi di Cagliari Crotone? Grande Cagliari, grande vittoria del Cagliari, però il Crotone ha fatto un'ottima prestazione, però il Cagliari è superiore, ha vinto la partita dimostrando di meritarla sul campo. Benevento si salverà, anche secondo me si salva il Benevento, questo togliendo ogni risultato che verrà in questa partita, il Benevento secondo me si salva. Sì, c'era il rigore, Carlo, però non possiamo aggrapparci al rigore perché il Benevento comunque ha fatto con la sua azione. Noi, con tutto rispetto per il Benevento, che è una bella squadra, un'ottima squadra, a me piace, il Napoli queste partite le deve vincere. Non con i rigori, ma sul campo, su azioni giocando, cioè, no? Se il Napoli perde... sì, se perdiamo un casino. Franci, io farei entrare Politano e uscire... Aspetta, scusate che vado indietro perché ho troppi commenti. Baiocco, ciao Bococco, Napoliello, ma quando segno Osimhen? Diamogli tempo, voglio, perché se affrettiamo i giocatori non... Capito? Diamolo tempo Osimhen, ci vuole tempo, voglio, piano. Top player, comunque il Napoli secondo me però può ribaltarla, sì, bisogna dare fiducia ai giocatori. Rino, Franci, io farei entrare Politano al posto di Insigne, non è ancora al top, sì, anche io farei la stessa cosa, sono d'accordo.
Luisa Rea, che palle, infatti lui, mamma mia, che palle veramente. Se non sei iscritto al mio canale mi farebbe piacere che ti iscrivi, Luisa, grazie mille, forza Napoli sempre. Fabio Luna, godo da Juventino, ci credo, è normale. Gattuso metti Llorente e sblocca la partita. Non si sa mai, non si sa mai. Ah sì, lui. A chi lo dice lui? Grazie Rino, come sempre. Waiu, rimanete connessi, vado a prendermi un caffeino che ne ho bisogno perché sto male. Questo Napoli mi sta facendo a scipazzo veramente, in tutti i sensi. Sto fuori da capo. Waiu. Un caffeino e torno subito. 2 minuti, ragazzi. 2 minuti, restate qui. Vuoi vita mia. Ah, già miseria, mannaggia. Sarò con te, tu non devi mollare, abbiamo un sogno nel cuore, Napoli torna campione. Dai ragazzi che la ribattiamo stamattina. Abbiate fiducia, Napoleone dice che la ribattiamo. 2-1 diciamo. 2-1 3-1. Vi dico 2-1 3-1. Diciamo 2-1 3-1. Eccomi qui. Tanto che messaggi su messaggi. Ciao ragazzi, ho preso un bel caffè, una tazzulella di caffè, Napolello con te. Allora, fammi leggere un po' di commenti, sono indietro, ragazzi, un attimo, e che vi leggo tutti quanti. Angelo 2-1, top player, comunque mi manca José a destra, manca tanto, specialmente nella copertura, ma comunque José top non era più lui perché anche lui aveva perso condizione e gamba per tornare indietro, non era più lo stesso. Infatti se ci fai caso quando c'era qualche gol l'abbiamo subito perché non ce la faceva più a tornare indietro, non era più lo stesso. Leonardo Susa, buonasera Leonardo. Napoli, Ganargo e Europa League. Può vincere l'Europa League, speriamo. Kazan, secondo te Llorente deve avere più possibilità anche in Europa League come secondo di Osimhen e magari entrando anche vabbè, è un giocatore di esperienza certamente, può essere il quarto, il quinto, più attaccanti c'è meglio è, lo puoi buttare nella mischia, lui i colpi di testa è l'arma letale nei colpi di testa, no? È forte. Sì, magari in queste partite se la può pure sbloccare, visto che il Napoli sta mettendo tanti palloni in mezzo. Lozano è basso, Mertens uguale, c'è solo Osimhen, perché non provare anche con 2 punti a mettere Llorente? Sì, sono d'accordo, potevi mettere anche Llorente, potessi mettere, perché comunque Osimhen è uno che ti dà profondità veloce, è anche bravo a staccare, quando hai anche un altro attaccante alto fa comodo, no? Enzo, hai 100 anni, chiama Gesù ad aiutarti. Demme Torsby al posto di Lobotka. Torsby sì, è un bel giocatore. Lobotka mo aiuto, non si può, però comunque Torsby è un terzino difensivo. Lobotka è mediana, è il regista, no, del Napoli. Però a me non mi piace niente Lobotka, bisogna fare qualcosa. Bisogna prendere giocatori più forti. Aspettiamo un attimo che scusate ragazzi, Massimiliano Tomaio, secondo te il Napoli quante possibilità ha di vincere l'Europa League? Sì, il Napoli può essere protagonista, però dobbiamo stare sempre con i piedi per terra perché abbiamo visto, abbiamo perso con un avversario
che abbiamo sottovalutato, secondo me alla fine, vedi, se tu sottovaluti una partita o l'avversario, alla fine ne paghi la conseguenza, così è stato. Per il Napoli è fra le protagoniste sicuramente, la metto fra le protagoniste, non ti dico che la vince, e mi faccio pure una gratta dei palle, giustamente, però il Napoli la può vincere, perché i giocatori ce l'ha, la squadra ce l'ha per poter vincere, Kazan, secondo te Llorente deve avere... Sì, ho detto di sì, anche secondo me sì, Llorente, sì, sono d'accordo, può avere più possibilità, anche se prima di lui ci abbiamo Petagna, che secondo me deve avere più spazio. Luisa Rea, finisce 1-2, ce la facciamo, sono d'accordo con te Luisa, sono fiducioso, ce la facciamo secondo me. Giada, forza Napoli, sempre forza Napoli, Giada, fino alla morte, anche nella bara, forza Napoli. Pleba, Massimiliano, 0. Chi si mi chiama? Voglio tutto qua, Bakayoko, ma sta a fare la live dal cellulare, no, dal computer. Napoleone comunque José mi manca, a tutti manca, anche a me, però comunque se la società ha fatto questa scelta sapeva che José non era più all'altezza, non aveva più gamba per poter fare il suo lavoro, capito? Angelo Nolano, Napoli si sente stanco per giocare, Memento Romè, fra primo e secondo tempo bisogna chiamare la... Dai, non va a battute tristi, sarà Juventino di sicuro. Burchiano, ciao, grande forza Benevento, ma napoletano tutti amici. Burchiano, è onestamente giusto così, sei del Benevento, è giusto così. Dai, secondo tempo, forza Napoli, vai giù, vai, ci mangiamo. E facciamo malaca, un secondo tempo, faccio fatto cagaso. Vai Napoli, vai Napoli. A Napoli, sono con te fino alla morte. Vai Napoli, ci credo. Dai, rimontiamo questa partita. Doveri, ecco, secondo tempo. Batte il Benevento. Palla per il Benevento, lancio lungo di Caldirola. Grande Koulibaly, bello il lancio, vai Mertens, subito, vai, allargala Insigne. Vai Napoli, su. È la patura. Vai, Lozano. Vai! Mannaggia miseria, da chiude, calcio d'angolo per il Napoli, ha anticipato Mertens da Vai Napoli, su! Dai Napoli, vinci per noi. Sarò con te, tu non devi mollare, abbiamo un sogno nel cuore, Napoli torna campione. Oh. Io batto, voglio. Un abbraccio Burchiano e sempre forza Napoli. Spero che vi salviate voi però. Spero che si salve Benevento perché mi sta il cuore. Vai, tira! Insigne! No, madonna, calcio d'angolo, te faccio... Maron, tengono pure loro pullman a rete. Anche il Benevento è come si è messo tutti dietro, si è messo. Non si passa, tengono un caramata, che tengono un furgone, un camion con traino, tengono. Calcio d'angolo? Lozano? Vai! Ma che cazzo! Ma non è possibile! No, non è possibile! Ma come? Non è possibile! Ma su pallone non potrà si proprio, non è possibile. Ma che sfortuna, che sfortuna. Che stiamo giocando con lo stregone, che la strega ci sta portando male, ma che è? Sono coppalini, ma come fa? C'ha lavato stesso Koulibaly, che succede? Fammi rivedere bene, fammi vedere. Allora, calcio d'angolo, battuto da Insigne, colpo di testa di Mertens, Osimhen, no, Osimhen a posto di spingerla in rete se l'è buttata, no, vabbè, ciao, miseria. Infatti, che fanno? Voglio questo se la parlano da solo a posto di buttarla in porta. Andiamo, su. Vai. Mannaggia miseria, mannaggia. Uno vicino no. Vai. Sì! Insigne! Lorenzo Insigne è capitano! Vai! Ha segnato con il numero 24 Lorenzo Insigne!
E va a mucca, che cacchio. Bella, bella. Vai, vai, cacchio. Insigne, insigne, oh. Fuori gioco, ma come? Ma no. Ma fuori gioco, ma era a fanculo. Fuori gioco, ragazzi, mannaggia la miseria, mannaggia. Andiamo, su. Ci gira tutto male, voglio, ci gira tutto male, ci gira. Guarda là, mannaggia la miseria, Insigne in fuori gioco, sul lancio di Fabiano. Calcio d'angolo per il Napoli, Mario Luis affretta a batterlo, siamo al 49esimo sul cronometro, ragazzi, 1-0 per il Benevento. Mario Rui, calcio d'angolo per il Napoli, batte Mario Rui, vai, mannaggia la miseria. Punizione per il Benevento, niente da fare. Oggi doveva vincere il Benevento. Giusicarlo, mannaggia la miseria, sì, mannaggia la miseria. Siano ufficiali, a fratello mi dispiace. A chi dice? Mannaggia la miseria, mannaggia. Ci gira male, anche il Benevento è stato bravo a tenere fuori gioco Insigne, però voglio, ma come cacchio. Andiamo, su, vai. Dai, no, Inzi, mannaggia la miseria. Meno male, ha sbagliato la paduna, meno male. Matteo Spina non è sfortuna, solo da annullare e basta. Carmine Soffonino o Godone. Vabbè. Dimmi forza Napoli sempre, sempre. Ragazzi, se non l'avete ancora fatto, vi invito a iscrivervi al canale, lasciare like e condividere. Grazie, sempre forza Napoli. Vai, bella Mertens, vai Lozano, salta l'uno, vai Lozano. Ah! Vai, mannaggia la miseria. Quanta sofferenza, mamma mia. Scandaloso, Viva lo sport, Burchiano, sì, sempre viva lo sport. Purtroppo c'era il fuorigioco, ragazzi, purtroppo sì. Vai Insigne, vai! Vai, vai! 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 Dai, su, che ora siamo in più. Vai, su, che ci dobbiamo credere, ragazzi, la possiamo vincere. Vai! Vai! Mannaggia Osimhen, mannaggia! Cacchio Osimhen, ma riesci a buttare in da porta? Mannaggia la miseria, Osimhen, mannaggia. Mannaggia.
Zuzu, ciao caro, ciao Bruzuzzu, ciao Bazuzzu, come ti chiama, scusa. Moreno, vabbè, questi insulti bassi, eh. Osimhen deve migliorare sul tiro, sì, pure che la capa da migliorare, i colpi d'ess. Vai, su, Fabiano, uscite da sto su. Francia, non vedo più Mertens, io metterei dentro Petagna, eh sì, Mertens si è spento proprio. Mannaggia, mi sa, Mertens, dai, su. Lozano indietro per Manolas, Koulibaly. Napoli oltre il centrocampo, Koulibaly ancora per Manolas. Pallone per Mario Rui, Fabio Ruiz, lancio lungo di Fabian che prende i difensori del Benevento. Ma va a fa mucca Fabio Ruiz, ma che cacchio stai combinando pure oggi? Mamma mia, non è ancora un passaggio. Napoletano, vabbè, ancora. Ancora Benevento, pallone tra i piedi, lancio lungo, però palla per il Napoli, Koulibaly, Bakayoko, Manolas, vai, Di Lorenzo, avanza, Di Lorenzo, avanza, dai che la vinciamo ragazzi, dai, e di Fabian, mamma mia, vai Di Lorenzo, vai, oh, ma no, ma no, ma non come fate, ma Insigne, Insigne, eravate in due, Insigne e Osimhen, ma come fate? Va bene. Non ho parole, ragazzi. Non ho parole, voglio. Stanno facendo perdere la voce, il cervello, la capo, tutte cose. È per te, per te, per te, che io canto per te, ovunque sarò ci sarò, non ti lascerò mai, io lo so, io lo so, io lo so, sono pazzo di te, tu lo sai, tu lo sai, tu lo sai, che io vivo per te, è per te, è per te, è per te, che io canto per te, ovunque sarai ci sarò, non ti lascerò mai, non voglio mai, ti lascerò mai, al di là del risultato, sempre e comunque forza Napoli, voglio. Senza parole, Giuse. A me manca la voce, mi stanno facendo il tuo sangue. Vai di Lorenzo. Bello, vai, vai, no! Mettensi chi ti è morto, poi tu. Come cazzo fai a sbagliare chi li passa? Come fai a sbagliare chi lo passa? Vai! Insigne e Mertens stanno sbagliando l'impossibile. Oh. Vai, vai. Ma... Mamma mia. Mamma mia, ti credo lui, mamma mia. Di, eh. Ma guarda là, il tempo passa, ancora non abbiamo pareggiato. Dai Osimhen. Vai Lozano, oh fallo, fallo. Ammonizione, oh, sacrosanto, ci sta. Chi è Polon, Folon, chi è chi? Lozano fuori, dentro Politano. Ci cambio che ci sta pure, dai. Il Benevento sta facendo la partita come l'ha fatta la Z, pari pari. Si mette là dietro a difendere quando poi parte di contropiede. Uguale. L'ha studiata così Inzaghi, ma era ovvio ragazzi, perché il Napoli ha giocatori più di qualità, era ovvio che veniva fatta così. Insegna? Ma non voglio, ma che cavolo. Petagna al posto di Mertens. Deludente Mertens, voglio. Gabriele Capitale, bel cambio. Mo ci serviva Politano. Io come tendo più. Io uso Mentalent, uso. A fa mucca la Z. Gabriele Spitale.
Francesco, lo Tito, io avrei messo fuori Insigne, comunque vabbè, Petagna al posto di Mertens, l'avevo detto, sì è meglio, perché Mertens era spento veramente, mi ha deluso del tutto. Lozano qualcosa ha fatto vedere, ma pure lui mi aspetto sempre di più, ragazzi. Osimhen uguale. Vai! Maronna, ma in brodo paro tutto, mo! Mannaggia la miseria, è diventato Donnarumma tutto a un punto, è diventato. Vai! Vai! Pare pure chissà! Ah, pare pure chissà chi è morto! Ah, parlo! Vai! Ha segnato con il numero 24, Lorenzo! 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 Insigne! È il capitano, voglio! 1-1, vai! Ah, pare pure che si imbrota! Ah, pare pure che e vai, e vai, e vai. Che cavolo, pareggio che meritavamo, e stavamo mettendo là in porta. Mamma mia, mamma mia. I due fratelli Insigne hanno segnato. Lorenzo risponde a Roberto. Vai alla Del Piero, pareggio più che me. Infatti, grande Insigne. Lorenzo, vai adesso. Godo, grande Luisa. Grande Giusy, sì, vai. Carlo Afamuk. Giada, vai Giada. Occhio alla padula, eh. Vai, vai Insigne. Vai, ancora. Bella per Osimhen. Vai, sulla... Bello! Mannaggia miseria, mannaggia. Così, così. Vai. Che la vincimmo sta partita. L'avevo detto, vinciamo, aiuto, 2-1. O 2-1 o 3-1. Grande capitano, grande Lorenzo. Ti amo, Papambuc. Vai Manolas, indietro, bravo. Vai Meret. Vai Mario lui. Bravo. Bella Bakayoko, fallo. Bene ragazzi, bene. Raffaele, Forza Napoli, sempre. Alessandro Mozza. Insigne, vai. Iscrivetevi al canale, ragazzi, lasciate like, condividete. Vai Fabian! No. Vabbè, Fabian non giocare più, la porta non la avere più. Antonio Petru, godo, vai, godiamo. Grande, grande Lorenzo. Dai che lo facciamo il 2-1, voglio. Dai che lo facciamo il 2-1.
Segna Petagna, speriamo. Mamma mia, ho perso la voce, ho già perso la voce. Ma Fabiani ingarra un tiro, mamma mia, veramente lì no, cioè ultimamente la porta non la vede più Fabiani. Nel primo tempo si è mangiato un gol avanti alla porta, c'aveva tutto lo specchio e l'ha tirata fuori, poi ha svirgolato un pallone pure dopo, cioè, vabbè. Bakayoko sta facendo una bella partita, Bakayoko sta giocando bene. Da Fabiano mi aspetto di più, visto le sue qualità mi aspetto di più. Bakayoko, Petagna, Osimhen, vai, vai, bella, non li va a dare una mano. Oh, dove eri? Mannaggia la miseria, allora sì, fallo, a noi no, c'è fischi. Hanno ucciso Osimhen. Carlo Napolelli, io ho perso la corda vocale per... pure io, metti il traduttore, addirittura. Teresa la cava, Lozano come sta andando? Grande Teresa, sì, ora è uscito, è uscito. È entrato Politano. Comunque iscriviti al canale e lascia un like, mi farebbe piacere. Forza Napoli. Giovanna Verde, dai, Napoli deve vincere, sempre, deve vincere Napoli. Giovanni, iscriviti al canale, vieni a far parte del gruppo. Forza Napoli. Mamma mia. Mamma mia, vai Napoli. Ci mangiamo. Vai Koulibaly. Fabiano. Ecco, ora arriva il gol, ragazzi. Bakayoko. Di Lorenzo. Vai. Politano. Di Lorenzo. Ancora Politano. Bakayoko. Petagna. Bella. Bello. Bakayoko, bella per Osimhen, mannaggia la miseria, era di Osimhen che lo palloni, sì, era di Osimhen, gliela levata Osimhen, gliela levata. Mamma mia che era fatto Petagna. No, era di Osimhen la palla, sì, mannaggia la miseria, mannaggia. La dovevi far scorrere, la dovevi. Vabbè, voglio. Ma Zelischi è in panchina, no, è ancora positivo Zelischi, non c'è. Mamma mia, ma la voce, voglio. Ah, mannaggia, ora fa scorrere per Osimhen. Vai, bella, vai Politano, bella Politano, vai! Petagna! Andrea Petagna! Andrea Petagna! Petagnone! 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 2-1 Napoli, la ribaltiamo, l'aveva detto Napoli e ora voglio 2000 iscrizioni, voglio, sto portando bene, voglio, forza Napoli, vai! Petagna, Andrea Petagna, Avamok, Politano Petagna, i due che sono entrati, Politano Petagna, Politano al posto di Lozano, Petagna al posto di Mertens, assist di Politano per Petagna, Petagna gol, 2-1 Napoli, ale 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 Napoli ale. Ale 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 Napoli ale 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 Napoli ale si gode, voglio, si gode, Avamok. È passato tanto tempo, non ci lasceremo mai. Siamo figli del Vesuvio, forse un giorno esploderà una vita insieme a te. Di domenica alle 3 non riesco a stare su senza te. Quando un giorno morirò, da lassù ti guarderò, quanti cori a funerale chiederò. Vai, ci mangiamo. Vai Napoli, Petagnone. Petagnone, fammi aggiornare, aggiorniamo, mettiamo il 2-1 Napoli, mettiamo il 1 Napoli, la rimonta Napoli, ti ha fatto male Napoli,
Petagnone da scastigato, stregone, ha acchiappato Petagnone. Lo stregone si è acchiappato Petagnone, il petardone di Petagnone. Al 68, quando è? O 68esimo ti sei preso il Petagnone. Caro stregone, ti sei pigliato Petagnone. Bello Petagnone, t'ha fatto male Petagnone. Stregone, t'ha fatto male Petagnone. Questo stregone t'ha fatto male Petagnone. Ma che è? Ti pettesci pazzo Napoliello. Napoliello come dicevo uscito pazzo. Ma fatto uscire pazzo. Sono uscito pazzo ragazzi. Sono uscito pazzo, dentro la capa. Tutto dentro la capa. Vai così, vai. Ma ora bene in difesa, mi raccomando. Mamma mia, sono uscito pazzo. Giovanni Verde, Andrea sei grande, ti chiami come il mio nipotino. Grande Andrea, grande Giovanni, Giovanna, scusa Giovanna, grande Giovanna. Bello il nipotino, è bel nome, Andrea. Napoletano, forza Napoli sempre, voglio. Forza Napoli sempre. Il cuore non riesco a fare, però avete capito. Forza Napoli sempre. Cioè, scendiamo, ecco qui, ora è più bello, così è più bello. Ali, 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 Napoli, ali. Ali, 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 Napoli, ali. Ali, 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 Napoli, ali. Rino, si gode, Rino, va con Rino, grande Napoli, stiamo pariando, frate, vai, bene la difesa, voglio, ora stiamo accorti, che chi si vuole pareggiare, ora ci vuole il 3-1, ci vuole, Luisa, se si gode, vai, oh, fallo, bene, vai Insigne, Maggio, chi è Maggio, ha protetto palla. Ci siamo quasi, ci abbiamo giocato a voce, a me già mi è partita, Rino. Che ce ne fotte la voce, voglio che ce ne fotte, stiamo godendo, voglio stiamo, ma scimma pazzi, mamma, usciamo pazzi. Usciamo pazzi, te l'avevo detto, mamma, usciamo pazzi. Mamma mia, che Napoli, voglio calcio, questo è calcio, Insigne, Petagna, Politano, Petagna. Gol. Petagna ha spaccato la porta, ti ha chiamato Petagnone, stregone, Petagna ti ha dato Petagnone. Mamma, si gode, vai giù. Mi dispiace per il Benevento, ma deve perdere sta partita. Poi la prossima partita può vincere, ma questa deve perdere, perché un Napoli deve vincere, vai giù. Il Napoli non perde colpi, a parte il tavolino, solo con il tavolino ci potevano battere in Serie A. L'Europa League non la contiamo, ci ha battuto Tenerife, vabbè. Però in campionato... Vai giù, al campionato è nata storia. Ma Bakayoko, grande Bakayoko, che partita di Bakayoko, ragazzi, che partita di Bakayoko. Quanto è importante uno in mediana, forte, alto, fisico, che ti contiene gli avversari, te li passa sul pezzo, va a recuperare i palloni. Che giocatore. Politano potrà fare gol, Ha fatto assist e ora magari pure un gol, chi lo sa. Grande Baka. Tra i migliori Baca, si è fatto male, no, si è fatto pure male, si è fatto. Voglio, mi è partita la voce. La Puriella, dove è andata la tua voce? Chi lo sa dove è andata? Chi sa perché se ne aiuta la voce? Come parla? Mo chissà dove sta? A voce Napoliel, chissà se la puoi trovare. Quando fanno una partita tra Napoli, la perde sempre. La voce Napoliel, perché ci tiene a Luca. Mamma Bakayoko oggi alto livello, grande partita. In fase difensiva, in fase offensiva, perché ha aiutato tanto Fabian Ruiz, che oggi è disastroso. Fabian Ruiz, Bakayoko
Meno male c'è Bakayoko, va, guarda, abbiamo preso un centrocampista forte. Ora si deve levare da Nanz i contro, se ne deve andare via lo bot che dobbiamo prendere un giocatore all'altezza. Oh, accorto! Voglio accorto. Bene, Manolas, vai. Ciao, Luke. Dai, la prossima dovete vincere, Luke. Ora mi dispiace per voi, ma dovete perdere. La prossima dovete vincere, ma ora devo godere io, devo vincere io. Voglio. 2-1 per noi. Vai, vai Osimhen, voglio un tuo gol, vai. Buonanotte. Te lo avevo detto, sì Luisa me l'hai detto, anche io ero fiducioso, infatti te l'ho detto anch'io, lo sapevo che si vinceva sta partita. E io da terra e mangiatillo, frate, mangiatillo! Giovanna, forza Napoli, ti amo, anch'io ti amo, sei la vita mia. Amore mio, sei la vita mia. Su cuore ti appartiene, perché noi non facciamo. Quando scendi in tuo quartiere, quando torna la sera, tarda la sera, mannaggia a me che mi amore. Lo Napoli è così. Quando te vedi che esco pazzo, io ti tengo sempre in tuo cuore. Canta sempre Forza Napoli, Ali, 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 Napoli, Ali. Voglio, questa canzone Rocco Hunt, però ci ho modificato, frate. Vai, frate, oh, frate, stiamo scendendo pazzi. Mamma lo Carmen, voglio ci facci pazzo Napoli. Ci fa uscire pazzi. Mamma mia, ho già perso la voce, voglio, sto veramente fuori da cava, ho perso la voce tutte cose, ci ho perso. Ma ci è venuto il cordo vocale. Alberto Victor, vai Osimhen, ci manca un gol di Osimhen, è importante che faccia gol. Ionita si è fatto male. Mi trovo il Luca, ma minchia, forza Benevento, forza Napoli. Sì. Vai Napoli, spaccavac. Teresa la cava, Di Lorenzo, come va? Gioca bene Di Lorenzo, ce l'ho pure a Fantacalcio. Primo tempo male, secondo tempo gioca bene, molto bene. Sempre Forza Napoli, anche a me mi fa impazzire, fasci pazzi. Devi dire come me, mi fa uscire pazzo, fasci fuori la capa. Sarò con te, tu non devi mollare, abbiamo un sogno nel cuore, Napoli torna campione, abbiamo un sogno nel cuore, tutta la città di Napoli vuole vederti campione, Carlo, mai saranno sempre forza per me, È entrato Tem? Sì. Roberto Insigne esce di serio e entra per il Benevento. Manolas, Koulibaly, lancio lungo, mancano 13 minuti, vai Osimhen, fai un gol, palla per Imbrota, Caldirola, Imbrota, lancio lungo, il Napoli con Petagna la recupera, Fabio Ruiz, Di Lorenzo, Petagna è entrato benissimo in partita, così come Politano, bello Politano per Di Lorenzo, lo scambio ancora Di Lorenzo per Politano ma troppo dietro, Fabio Ruiz si fa saltare. Ancora Napoli, però nessuno riesce a prendere il pallone. Attenzione a Di Lorenzo che in pressing mette fallo sul giocatore del Benevento. Punizione per il Benevento. Sau si complica la vita, ma alla fine riesce a prendersi una punizione. Fabio Ruiz dolorante a terra. Prima che è successo. Intanto Fabio Ruiz ha fatto una partita in merda pure oggi. I 3 punti oggi sono importantissimi. Princess sono importantissimi. Carlo, mettiamo Napoliello con Luigi a cantare, facciamo i cantanti. Neomelodici però.
Giovanna Verde, vorrei gridare come te e far sentire la mia voce. Forza Napoli sempre, sempre, forza Napoli, sempre Giovanna. Vabbè, la fai sentire virtualmente. È come se ti ascolterei, è come se ti ascoltassi, a te pure agli altri. Vai, Politano, un gol tuo bello? No, non si sono capiti Politano e Osimhen. Osimhen si è buttato esterno, invece Politano gliel'ha data sul suo lato, Osimhen, non si sono capiti. Ancora Benevento, pallone tra piedi, lancio lungo. Oh, fallo, oh, brutto. Punizione su Mario Rui, infatti. Oh, ciao Mark, grande amico mio. Ali, 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 Napoli, Ali. Ali, 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 Napoli, Ali. Ali, Ali, Ali. Ali, Ali, Ali. Ali, 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 Napoli, Ali. Ali, 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 Napoli, Ali. Ali, 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 Napoli, Ali. Ali, Ali, Ali. Ali, Ali, Ali. Ali, 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 Napoli, Ali. Ali, 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 Napoli, Ali. Ali, 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 Napoli, Ali. Vai, stiamo parlando, frate. Caro, venite allo stadio, venite in festa, potete guidare quando volete. Io ci verrò, ci verrò. Ora c'è sto casino di virus nata volta. Quando ci daranno l'apertura, la possibilità di venire, io vengo. C'ho anche la tessera del tifoso, eh. Sono tifoso ufficiale del Napoli, voglio, è ovvio. È ovvio. Segna per noi, gonfia la rete, segna per noi, gonfia la rete. Io della maglia azzurra sono innamorato, non me lo so spiegare perché malato, non me lo so spiegare perché mi batte il mio corazon, sarà perché ti amo, mio grande amore. Vai Napoli, Politano, contropiede del Napoli, 4 contro 3, viene anche, vai Politano, oh, ma non, Politano vicino al gol 3-1, grande Politano. Non me lo so spiegare perché mi batte il mio corazon, sarà perché ti amo, mio grande amor. Per te, sono qui per te, sono qui per te, sono qui per te. Io della maglia azzurra sono innamorato, non me lo so spiegare perché è malato. Tu mi fai uscire pazzo. Forza. Calcio d'angolo per il Napoli, Politano. Vai, 3-1 vogliamo. Manolas, sale, pallone per Fabio Ruiz. Fabio Ruiz per Mario Rui. Fabio Ruiz, Mario Rui. Scambiano il pallone, indietro per Mario Rui. Chi è che là? Dem, Dem, sì, infatti Dem è in campo. Koulibaly. Il Napoli ora aspetta che il Benevento sale per aprire gli spazi. Insigne per Osimhen. Osimhen, Insigne. Però pallone mal dato da Osimhen. Osimhen oggi, insomma, non è che mi sia piaciuto così tanto. È vero che è importante perché apre spazi per i giocatori, però mi aspetto più cattiveria sotto porta da parte di Osimhen. Sono dovuti entrare Politano e Petagna per cambiare il Napoli. Insigne, è la grande giocata di Insigne, non ce la dimentichiamo che gol ha fatto. Mario Rui, lancio per Osimhen. Osimhen per Insigne, bello il lancio però troppo alto per Politano, infatti interviene il difensore del Benevento. Palla per il Benevento che avanza in metà campo. Ancora il Napoli va a recuperare, ma poi la riprende ancora il Benevento. Fase difensiva, voglio. Sarà sempre domenica fin qui quando sarò con te, sarà sempre domenica fin quando... Bello pure questo coro, sì. Vai Napoli, punizione per il Benevento. Dai, voglio, stavo a finire, voglio. Mancano 8 minuti ancora. Per te, sono qui per te, sono qui per te, sono qui per te. Io della maglia azzurra sono innamorato, non me lo so spiegare perché è malato.
Non me lo so spiegare perché mi batte il mio corazzo, sarà perché ti amo, mio grande amore. Attenzione, oh, esce Manolas, ah, si è fatto male, mannaggia la miseria. Aia, brutto, oh, mamma mia, Mario Rui che ha salvato, mamma mia. Lorenzo il Magnifico, sì Giovanna, che cacchio di gol ha fatto, mamma mia, spettacolare. Oh, Madonna, mamma mia, Maggio vicino al gol. L'ex giocatore del Napoli, Cristian Maggio vicino al gol del 2-2. Di testa, sì. Forza Napoli sempre, Fabiana. Se non sei iscritto al canale mi farebbe piacere che ti iscrivi. Sempre Forza Napoli, Fabiana. Fabiana. Fabiana Luis. Punizione, oh, bello. Ammonito chi è? Glick. Fallo su Osimhen. Sì, è entrato al 60esimo tipo, 20 minuti fa. Oh, ci sta, oh, Osimhen andava via, gli ha fatto il pallo nel sombrero e andava via. Glick gli ha fatto un falaccio, ammonizione netta. Landerino, dai fratelli che abbiamo portato a casa 3 punti importantissimi. Demme, Lorenzo, bello per Demme, bella per Fabiano, bella ancora di Lorenzo per Koulibaly, Manolas, Koulibaly, Mario Rui, Manolas, Fabiano, di Lorenzo per Politano, bello per Di Lorenzo, oh, vai Insigne, Madonna, oh, rigore, rigore, oh, oh, ma che cacchio, ma vaffanculo, era rigore, cazzo contropiede, oh. Bella Mario Rui, grande copertura di copertine, grande Mario Rui che chiusura fatta, grande Marietto, nonostante si nuda a petto, ma che copertura di Mario Rui, voglio, mamma parla, grande Marietto, bene anche Koulibaly che è andato a coprire sull'attaccante, Marietto, il nanetto, ma che copertura hai fatto, Lobotka e Gulam, ragazzi. Lobotka e Gulam al posto di chi? Di Fabian Ruiz deludente. Diciamo che Fabian Ruiz ha fatto una partita non all'altezza delle sue qualità, non mi è piaciuto nulla ragazzi, si è divorato 2 palle gol e ha sbagliato troppi passaggi. Ci aspettiamo di più da un giocatore come Fabian che ha tanta qualità, è forte, quando è in giornata è veramente forte forte. Oggi proprio giornata annullata dalle sue qualità, cioè proprio è stato tra i peggiori, se non il peggiore assoluto. Lobotka, Insigne esce al posto di Lobotka, no, Lobotka al posto di Fabiano e Insigne al posto di Gulam. Insomma, entrano Gulam e Lobotka al posto di Insigne e Fabiano. Il grande gol di Lorenzo ci hanno fatto vedere, grande capitano, ha fatto un grandissimo gol, ci ha portato al pareggio e poi abbiamo trovato anche il 2-1 grazie a Petagnone che ha fatto male lo stregone. Petagnone ha fatto male lo stregone. Bella, vai Lobotka, fai che cosa è buona in da vita tua. Giovanna Verde, ciao tifosi della chat, vorrei rivedere l'azione del presunto rigore. Non ci hanno fatto vedere però. Quello c'era su Politano. So.
Vai Osimhen, vai, vogliamo un gol di Osimhen. Ah, Osimhen, hai sbagliato passaggio. Oh, fallo su Maretto. Sarò con te, tu non devi mollare. Dai, siamo a un minuto dalla fine, ragazzi. 2-1 per noi. Ancora, voglio ancora. Aia, brutta punizione. Chiamano l'As, non me lo ammonì. Ce l'ha fatta calcio, non me lo ammonì. Fabiano Luis, ma è finito? No, ancora no. Siamo all'89esimo. Quanto è bello Petagnone, che ti ha fatto male stregone. Ah, attenzione, perché questi hanno tanti saltatori. Ho paura, voglio. C'hanno click, c'hanno ottimi saltatori. 6 minuti di recupero, ragazzi. Ci stanno perché si era perso anche un po' di tempo, se vi ricordate nel primo tempo. No, vabbè, quello è il primo tempo. Si era perso un po' di tempo nel secondo tempo fra i cambi e altre cose. I vari infortuni, mi sembra si era fatto male, non so chi. Insomma, si è perso tempo e ci sta 6 minuti. Ciao Giada, ti chiami come la mia nipotina, appena nata. Bello, bello. Attenzione, schiattarella sulla punizione. Brutta punizione, voglio, attenzione. Andiamo, cacchio, palla. Bene, vai, vai, ma no, eravate in quattro, potevate partire, mannaggia, non butto il pallone così. Gianluca Imperi, 2-1 per il Napoli, per noi. Stiamo vincendo 2-1 per il momento. Speriamo finisce così, perché voglio, sicché ora vogliono trovare il pareggio, speriamo l'abito fischia prima possibile. Oh, oh, e chi dà morto, attenzione. Non sapevo, ma. Vai, vai, lo botka. Osimhen. Demme, Mario Rui. Ancora Mario Rui, fallo! Mario Rui ha fatto un partitone, ragazzi. Mario Rui ha fatto una grande partita. Mario Rui ha fatto veramente una grande partita. Mi è piaciuto oggi. Ha spinto, ha messo i cross. Veramente bella partita di Mario Rui. Meglio Mario Rui forse che di Lorenzo, se andiamo a vedere. Rimessa dal fondo per il Benevento, ragazzi, mancano 3 minuti. 3 minuti è finita la partita. Comunque Benevento ha fatto una bella partita, complimenti ai nostri cugini che hanno fatto un'ottima partita.
però stiamo meritando noi la vittoria, ragazzi. Vai Osimhen, vai, passa, bello, vai Temme, bello, mamma mia, Politano, l'incrocio dei pali, scheggia l'incrocio dei pali, Politano, vicino al gol, mannaggia misero, scheggia l'incrocio dei pali, Osimhen, Marcello Morales, lasciami, Edi Mitrau, sì, complimenti a Benevento, infatti. Fatto un'ottima partita, complimenti ai nostri cugini, ma la vittoria è meritata, ragazzi, perché il Napoli nel secondo tempo ha fatto una grande partita, abbiamo avuto tantissime occasioni, poi abbiamo preso anche una traversa nel primo tempo, mi sembra un palo esterno di Lozano, cioè anche nel primo tempo, nonostante non abbiamo fatto una grande partita, però abbiamo avuto più le occasioni per pareggiare, nel secondo tempo abbiamo creato tantissime e alla fine è meritata la vittoria, meritata. Vince il Napoli, manca poco, infatti Gianmarco, lo so, 2-1, 2-1, rimonta del Napoli. Attenzione, grande Culam. Dai, Guagliù, mancano un minuto e mezzo, resistiamo ancora, Guagliù. Mamma mia, calma. Oh, Demme, mi raccomando, non lo fa grossare, bravo Demme. Ma là chi ci sta cacchio? Oh, Meret, grande. Voglio chi si spinge, mannaggia la miseria. Oh, oh. Ah, meno male, dai. Meno male. Marcello Morale siete forti, lo so, però se noi giochiamo con la testa, che non sottovalutiamo l'avversario e siamo concreti, siamo forti. È che a volte sottovalutiamo l'avversario, lo facciamo giocare, alla fine perdiamo le partite come abbiamo fatto con la Z, ci rischiamo il risultato. Ma, oh, bene, chiusura, oh, non è calcio d'angolo. Oh, ma come fa la punizione? Mannaggia la miseria. Mamma mia, brutto questo, brutta punizione, voglio. Maronna, voglio. Ciao Gianmarco, mamma mia, brutta punizione questa. Ultima azione, punizione dal limite dell'area del Benevento, bruttissima ragazzi. Politano ha fatto un brutto fallo, non ci voleva, sulle tizze mi sembra. Che sofferenza fino all'ultimo ragazzi, mamma mia. Anche Montipo, anche il portiere in area, voglio, mamma mia, tengo paura. Mamma mia, Meret, grande Meret. Ah, fa buco. Vai! Finisce 2-1 per il Napoli in rimonta grazie al gol del capitano Lorenzo Insigno e il 2-1 di Petagnone che fa male ai nostri gol. E niente ragazzi, vi ringrazio tutti per essere stati qui live con Napolillo 87, siete la mia famiglia, grazie mille e io godo, oggi vinco 2-1 con il Benevento alla faccia dei gufoni che pensavano che questo Napoli perdeva, alla faccia di tutti i gufi, perché non era una partita facile, perché rispetto al Benevento, perché che il Benevento ha fatto una grande partita. Complimenti ai nostri cugini, li applaudo perché hanno fatto un'ottima prestazione, ma oggi ha meritato il Napoli. E niente ragazzi, vi saluto tutti, vi mando un abbraccio virtuale a tutti quanti in chat, e come sempre voglio forza Napoli, sempre, voglio sempre. Vi aspetto per il post partita, per il video, ora vado a fare il video ragazzi, vi aspetto, non mancate.
Forza Napoli sempre. Grazie ragazzi, grazie e buona serata.